La Futsal Salinis vince per 4-1 il derby col Biceglie ed aggancia la seconda posizione in classifica. Gara interpretata a viso aperto dalle due squadre, ma sono le campionesse d'Italia a rompere il ghiaccio con Natalia Roso, ma con la evidente complicità del portiere avversario Oselame. Splendido invece il gol del raddoppio allo scadere del primo tempo con un grande destro a giro ancora di Roso. In avvio di ripresa le rosanero, prive per squalifica di Valentina Siclari, Jessica Manieri e del coach Coelho, arrotondano il punteggio con la rientrante Roberta Giuliano che sfrutta il lancio lungo di Tati e beffa Oselame in uscita. Le ospiti non sfruttano due furibonde mischie sotto la porta di Gabi Tardelli e nel finale ci provano anche con il full power ma senza fortuna. E anzi Ludovica Coppari che ruba palla in pressing alto e deposita nella porta incustodita. A pochi secondi dalla sirena arriva il meritato gol della bandiera per il Biceglie con il tocco da due passi di Matijevic. Giocare a questo sport è la cosa più bella del mondo, quindi non vedevo l'ora di tornare. Volevamo fare i 3 punti, ci siamo riusciti. Non ti dico che, ma te lo dico, avevo bisogno del gol, è arrivato e sono abbastanza felice per questo. Devo molto a questa squadra, durante il mio periodo d'assenza mi è pesato tanto non poter dare il mio supporto, adesso che l'ho dato spero di continuare da adesso in avanti sempre fino alla fine. Domenica prossima le rosanero non potranno disporre per squalifica di Pamela Presto nell'insidiosa trasferta sul campo di Cagliari, sorprendente quarta forza del campionato con cui il Montesilvano ha perso la propria imbattibilità cedendo il primato al Real State e facendosi raggiungere proprio dalle rosanero. Per il Biceglie invece impegno sicuramente più morbido col fanalino di coda Vippo Tombolo. Incontriamo una buona squadra organizzata con gente abbastanza forte e noi dobbiamo stare concentrate, tranquille, fare il nostro gioco e arriverà, il risultato arriverà, comunque ce la giochiamo.